23 in punto, torna l'appuntamento con Sport Italia Mercato, subito le notizie più importanti, poi andremo in giro per gli alberghi di Milano con Francesco Nigro, a Roma Alfredo Pedullà, subito il sommario per raccontarvi quello che è successo oggi, ma soprattutto le trattative che si stanno sbloccando. Il Napoli sempre più di assalto, il sogno Darwin si avvicina, anche Lang ad un passo, tra pochissimi dettagli con Alfredo Pedullà. Milano. Alfredo, notizie, grazie. Aggiungo soltanto una cosa per collegarmi a Gianluigi, che il Bologna segue anche Aidari, quindi è possibile che la missione del Bologna si sia allargata da Aidari, che è un difensore del Lugano che piace molto anche al Cagliari. Noi avevamo parlato in prospettiva Cagliari, evidentemente con il Lugano si può ampliare il discorso ad Aidari, vediamo, perché questa è una conferma più o meno indiretta che Beukema è un promesso sposo del Napoli. Dobbiamo capire soltanto adesso un po' la tempistica, ma tu mi chiedi notizie. Allora, io penso che il Napoli ancora una volta abbia dimostrato oggi di essere la squadra assolutamente protagonista del calciomercato, perché da domenica sera è partita questa rincorsa per Noah Lang con una call che è andata in onda stasera e si è conclusa pochi minuti fa e che deve essere considerata come apripista per definire un'operazione. Questo è un esterno del PSV forte, per informazioni chiedere alla Juve, perché in quel PSV Juventus fece impazzire la Juve, piace moltissimo ad Antonio Conte. Il Napoli era partito da un'offerta di 25 milioni più un paio di bonus, il PSV ha chiesto 25 milioni più 5 di bonus, quindi possiamo immaginare che è una forbice ristrettissima, ci ballano un paio di milioni. È possibile che nei prossimi giorni ci sia un blitz del direttore sportivo Manna in Olanda per chiudere, a maggior ragione dopo quella che è stata la call di stasera, andata molto bene. Ma il Napoli non si ferma, perché il Napoli vuole chiudere 3-4 operazioni e poi fermarsi. Beukema, Lang, Nunez, che è il primo obiettivo per l'attacco, tutti i nomi che abbiamo scandito nel corso dei mesi, e un altro esterno offensivo che Ndoye è la prima scelta e il Napoli su Ndoye continua a lavorarci, e Chiesa è sullo sfondo. Tutto questo perché su Sancho, che è stato accostato molto al Napoli, non da noi, effettivamente non c'è mai stata un'irruzione, cioè Conte ha dato delle priorità lavorando chiaramente d'accordo con la società, col direttore sportivo, con la proprietà, perché è un lavoro di equipe, e su Sancho da stamattina c'è forte anche la Juve, c'è il Fenerbahce. La Juventus aveva seguito Sancho già la scorsa estate, poi aveva deciso di non prenderlo dopo le operazioni Nico Gonzalez e con Seisao, e la Juve c'è, è sul pezzo per Sancho, ma il Napoli non ha mai affondato per quanto riguarda l'esterno offensivo di proprietà del Manchester United. Allora, questa è solamente l'entrée di una serata dove Pedullà vi darà tantissime notizie di calciomercato. Saluto le ragazze, Chiara Rabito, buonasera, benvenuta, ben ritrovata. Buonasera, Vittoria Baghino, ben ritrovata. Buonasera, ciao. buonasera a tutti. Buonasera ragazze. Poi andremo anche negli alberghi di Milano con Francesco Nigro. Non ho capito se Pedullà stava aggiungendo qualcosa oppure no, Sì. oppure vado in super spot, Alfredo. No, perché giustamente la gente, noi siamo qui anche per dare delle delucidazioni, dice, ma tutti questi soldi... Ma tanto il Napoli è una società ricca, però facciamo un calcolo di 20 secondi, se mi consenti. I 70 di Kvaratskhelia, giusto? 75 che arriveranno per Osimhen, 145. E facciamo 60 di Champions. Lasciamo perdere gli altri premi di qualificazione Champions, giusto? Siamo arrivati a circa 210 milioni. I 70-75 di Kvaratskhelia non li hai spesi a gennaio. Quindi Nunez 50-55, Beukema 30 e andiamo a 85. Poi andiamo a finire sul discorso legato all'esterno offensivo Lang ed arriviamo più o meno a 100-110 milioni e c'è l'operazione Ndoye. Quindi significa che tutti questi soldi che tu hai speso, 210 milioni, che vuoi spendere, non arrivi a 210 milioni, perché ti ho fatto dei calcoli, no? Nunez 50-55, Beukema 30 milioni, andiamo a 85, giusto? Poi andiamo sul Lang, facciamo 30 milioni, 85 più 30, avevo 4 in matematica, ma dovrebbe fare 115. Vuoi aggiungere i 40 milioni di Ndoye o di un altro esterno, arrivi a 150, ne ha incassati 210, il Napoli spende perché ha incassato e perché ha una potenza economica enorme. L'aritmetica per Pedullà è fortissima, ragazzi. Sì, proprio così. Pam! L'hai visto?
Bravo, bravo. Beh, con i 2 uomini scudetto si rifà la squadra. Ma assolutamente, poi le entrate ci saranno e come ha detto giustamente Alfredo, i numeri li sa fare De Laurentiis e l'ha dimostrato ampiamente. Poi c'è anche da dire che bisogna smetterla di dire il Napoli prende questo per Conte e accontenta questo per Conte. Conte è un dipendente del Napoli, sta facendo grandi cose per il Napoli, ma De Laurentiis i giocatori che prende non li prende a Conte, li prende per il Napoli, perché poi quando li rivende, un giorno forse Conte non ci sarà più, i soldi non se li porta a casa Conte, se li porta a casa De Laurentiis. E questo è un particolare, un passaggio che bisogna fare. Quando prende McTominay, non prende McTominay perché Conte se lo porta a casa e gioca nel giardino di casa di Antonio. Mi sembra abbastanza chiaro, sta creando valore e plusvalenze al Napoli. E il Napoli non è di proprietà di Conte, è di De Laurentiis. Quindi tutti i giocatori che oggi arrivano sono giocatori che arrivano probabilmente grazie ai suggerimenti di Conte. Sì, Conte è uno che spinge. Perché Conte ovviamente li attira, li valorizza, li fa rendere al 120%, ma poi chi li vende è De Laurentiis che fa i soldi, Marazzina, poi Superspot. No, sono d'accordissimo, però chiaramente Conte incide molto sul fatto, credo, sul fatto di mercato. È uno che spinge, è uno che poi è vero che ottiene anche dei grossi risultati, però si sbilancia molto sotto questo punto di vista qua. Pretende. Superspot e poi ancora tante notizie e andremo anche da Francesco Nigro negli alberghi di Milano. Anche questo è un passaggio tra l'altro dove c'era stato il comunicato stampa, ma molti dicevano ma cosa significa? La verità è questa, che De Laurentiis, Mann e Conte condividono le scelte, ma è il Napoli che fa il mercato. Cioè Conte indirizza, ma i giocatori poi non vengono tesserati per l'Antonio Conte Football Club, ma vengono tesserati per il Calcio Napoli. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Superspot! Siccome Pedullà giustamente inizia dal Napoli, con il Napoli, Mazzoleni, Marazzino, il Napoli sta facendo un mercato a sé. È quello che Sarri disse al microfono di Pedullà in esclusiva con Alfredo Pedullà, mi sembra abbastanza chiaro che può essere una traccia. Il Napoli può aprire un ciclo, ma non solo grazie al Napoli, anche per demerito della Juventus, vedremo il Milan, dell'Inter, e questo è un dato indicativo. In questo momento sta vincendo per distacco sotto tutti i punti di vista, come giocatori, come tempistica, come tutto. È chiaro che adesso però il Napoli ha tutti gli occhi puntati contro, perché se l'anno scorso diciamo non aveva nulla da perdere, quest'anno sono tutti lì a guardare il Napoli, poi avrà la Champions, avrà molte partite in più e quindi l'aspettativa su questa squadra sarà maggiore di quella dell'anno scorso. Non che ti dico avrà molto da perdere, però sicuramente l'asticella sarà molto, molto alta, la gente sarà molto esigente sotto tutti i punti di vista, anche perché stanno accontentando l'allenatore sotto tutti i punti di vista, gli stanno facendo quasi 2 squadre e quindi diciamo che se l'anno scorso poteva avere qualche alibi nel caso fosse successo qualcosa, che poi non è successo, quest'anno invece non ne ha. Assolutamente. Mazzoleni? Sì, sono d'accordo, non tanto solo per merito del Napoli, ma per demerito anche delle altre squadre che invece stanno tentennando clamorosamente sul mercato. Inter, Milan, Juve, quindi è evidente che il Napoli sia la squadra che oggi si sta muovendo meglio e ha già portato a casa dei giocatori assolutamente di grande spessore e quindi si appresta ad affrontare il nuovo campionato con gli assoluti favori del pronostico, senza ombra di dubbio. Napoli favorito sulla carta, perché poi sappiamo che il doppio impegno è qualcosa che ti cambia la settimana, però è ovvio che il Napoli rispetto a tanti altri club ha una forza, la forza di Antonio Conte che fa ovviamente da manager, non è l'allenatore. Tutti dicono il manager che tutti cercano, Conte lo è, perché individua il giocatore, lo punta, lo chiama, poi Manna va a chiudere la trattativa e ovviamente deve essere bravo a cercare di chiudere nelle condizioni migliori, alle condizioni migliori del Napoli, però prima mi sembra abbastanza chiaro che oggi chi ha un Conte fa la differenza e lo hai visto praticamente quest'anno, vince lo scudetto partendo da meno 55 dell'anno prima. Certo, ma poi lo dice la sua storia perché ha vinto gli scudetti dappertutto, mi sembra che sia l'unico allenatore che ha vinto lo scudetto. Mi sembra in 4 piazze differenti, è un allenatore che poi sul momento incide tantissimo, perché lui veramente guarda veramente il momento, l'attualità, e lui su quello riesce a far tirare fuori veramente cose che altri allenatori non riescono a fare su certi giocatori. Guarda,
ha il suo carattere ed è giusto così. Guarda, io mi ricorderò sempre, io l'ho avuto lui come secondo di De Cagno a Siena e guarda, e c'è un aneddoto, c'è un frame proprio che ho nella mente, che lui faceva il secondo e sai, il secondo mette giù i cinesini, i coni, i paletti e praticamente io vedo che sta preparando gli esercizi per noi attaccanti e mette un paletto, sai, per fare magari il dribbling, no. Va indietro tipo 30 metri, ritorna a sistemarlo, ma non è che lo sposta di, fai conto, 4-5 metri, lo sposta, l'avrà spostato, fai di 2 centimetri. Quindi da lì tu ti rendi conto di quanto lui potesse essere maniacale già all'epoca nel preparare, in questo caso, gli allenamenti, in questi casi preparare le partite. Ti aspettavi questo Conte dopo tanti anni da vice? No, adesso è facile salire sul carro e dire sì, lo sapevo, avevo già visto. No, perché credo che come incide lui nella testa dei giocatori, come fa rendere lui i giocatori, credo che nessuno in questo momento possa essere pari a lui. Questo mi sembra abbastanza chiaro ed evidente. Alfredo, la lista di Conte, poi, come continuerà? La lista di Conte continuerà con... allora, la lista di Conte, se chiudono queste operazioni, e loro sono convinti di chiudere, la partita per Ndoye è una partita ancora aperta, c'è concorrenza, ma è uno dei primissimi, forse il primo nome che ha fatto Ndoye. Nel momento in cui ti presenti con Lukaku, Nunez, a destra Politano, Neres, a sinistra Noah Lang, Ndoye oppure Chiesa, in mezzo con McTominay, Anguissa, Lobotka e De Bruyne, che ti manca? Ti manca un portiere, visto che Meret ha rinnovato, un portiere che potrebbe essere anche un portiere giovane, non obbligatoriamente Milinkovic-Savic. Il Napoli sta riflettendo su Milinkovic-Savic, il Napoli sta riflettendo su un concetto: è giusto pagare 20 milioni o giù di lì per Milinkovic-Savic, visto che ho il portiere che ha vinto 2 degli ultimi 3 scudetti del campionato di Serie A? E queste riflessioni non le ha ancora sciolte le riserve il Napoli, quindi poi ti serve un vice di Lorenzo, vediamo se Sanchez oppure un altro. A centrocampo verrà valutato Vergara, che è un ragazzo bravo, che ha fatto molto bene, di talento. Al limite prende un centrocampista, come hai visto di Musa non si parla più, non abbiamo dato un'operazione addirittura d'arrivo, ma un'operazione che poi il Napoli ha respinto secondo quelle che erano le condizioni del Milan, e la squadra è fatta. Poi può essere a caccia di qualche occasione. Raspadori, che ha molto mercato e che se il Napoli volesse potrebbe fare 25-30 milioni, in questo momento né Raspadori né il Napoli sono entrati nell'ordine di idee di andare o di accontentare una richiesta. Raspadori sta bene così adesso, magari partirà Simeone, partirà Gonge, che è una richiesta del Torino, a prescindere da Milinkovic-Savic. Quindi la lista, nel momento in cui dovessero chiudere questi 4 colpi, il Napoli avrebbe fatto l'80% del mercato, e sarebbe un mercato con 2 squadre interscambiabili, come diceva Massimo. Sì, stavo seguendo attentamente, ma secondo lui, nel caso la coppia titolare di attaccanti sarebbe lui chi? Conte? Gomez, scusa, Nunez e Lukaku? E Lukaku, perché in questo caso il telefono a Conte, lui chi? Io? Sì, secondo ho capito, te, io adesso ho dato le notizie, secondo lui io li scelgo io. Opzione che tu hai detto. C'è il numero di c'è il numero di Conte, se no te lo dà Michele, ma adesso ti devo dire io se gioca Nunez, che ne so, no, perché in questo caso giochi con 2 attaccanti centrali. Secondo me che mica sono... Devi comprare degli esterni che crossano. Secondo me, ma questo proprio... da bar dello sport, ti dico. Sì, però Lautaro è diverso da Nunez, come caratteristiche. Però non credo che Antonio Conte cambi sistema, poi magari ci stupirà e fa, che ne so, fa il 3-5-2, ma se gli prendono tutti questi esterni, cioè se gli prende Lang e vuole prendere un altro tra Ndoye e Chiesa, e gli prendono questi esterni, chiaramente vorrà, credo, immagino, però la stagione è lunga, cioè Lukaku ha 32 anni, Nunez è più giovane, puoi giocare qualche volta con tutte e due, puoi giocare in Champions con Nunez, in campionato con Lukaku e viceversa. La sua ambizione, che sta per essere esaudita, era quella di non arrivare a fine agosto a cercare Gilmour, a cercare McTominay. Vi ricordate quello che è successo dopo Verona-Napoli, quando lui disse a perdere e li ha preso tutti in 4 giorni. Adesso la strategia è perfetta
perché sulla tempistica il Napoli ha un vantaggio enorme. Michele mi dice chi può arrivare dopo, ma faranno un investimento, prenderanno un terzino, ma con questi 4 più De Bruyne più Marianucci L'ossatura ce l'hanno di... hai staccato. Ma non è struttura, per me è una squadra in grado di far bene anche in Champions, forte. onestamente. Cioè, io non vedo dei punti deboli in questa squadra. La cosa che davvero fa specie è che Napoli si sta muovendo bene, Sì, con nei tempi criterio. giusti, con le indicazioni dell'allenatore. Poi se andiamo a vedere le 3 big, ma ormai Aiutato la dalle big altre anche il Napoli, che le fanno- altre Niente. sembrano ma sì, certo. vabbè, prendiamo questo, forse prendiamo quell'altro. Cioè, Assolutamente. noi passiamo dal Napoli che l'anno scorso ha fatto un po' di confusione, ma poi Conte ha messo subito le cose in chiaro. Quest'anno sono precisi, mirati, lavorano benissimo. Ma E poi le 3 big italiane, Inter, difatti, Milan e Juventus. E anche quello il momento che... E abbiamo aperto la trasmissione con il Napoli, con i partenopei scatenati sul mercato, e allora andiamo proprio con Valentina Ballarini. Il focus di questa sera è dedicato al Napoli. Vediamo. Avanti tutta, la prima di tutti. Il mercato lo fa il Napoli, recitava il sibilino comunicato stampa di sabato, e il mercato il Napoli lo sta facendo benissimo, giocando d'anticipo su tutte le altre con il vantaggio di uno scudetto vinto e di aver trattenuto il suo artefice. Al momento tra i campioni d'Italia e le avversarie non c'è storia, anche perché le avversarie, vedi Inter e Juventus, devono pensare anche al mondiale per club. Il Napoli ha disponibilità economica che potrebbe aumentare con la cessione di Osimhen, ha idee chiare, la volontà di non lasciare nulla al caso e la tranquillità di chi può davvero programmare. De Laurentiis con Conte ha capito che può aprire un ciclo indipendentemente da chi ha e avrà più voce in capitolo sul mercato. Manna è il braccio armato di presidente e allenatore. Ecco allora che il DS azzurro parla con il Bologna per Doi e poi prova a chiudere con il PSV per Noah Lang. Sia chiaro, l'esterno rossoblù rimane comunque un obiettivo, perché serve abbondanza, servono titolari e alternative, soprattutto sugli esterni, così come serve un'alternativa a Lukaku lì davanti. Dall'azzurro al celeste è un attimo, la linea tutta uruguaiana, Gargano, Darwin Núñez è rovente. Il secondo ha confidato al grande ex che è pronto a sbarcare a Napoli e aspetta solo di chiudere. L'ultimo attaccante uruguaiano a fare la storia del Napoli è stato un certo Edinson Cavani. I tifosi già sognano Darwin come il Matador. Valentina Ballarini, il focus, il nuovo Matador, Luca Prina, poi da Bomber Marazzina. Lo dirà il campo, il paragone è molto, molto pesante. Però arriva in un Napoli più forte. Sì, sicuramente sì, e può essere veramente il momento giusto per poter esprimere tutto il suo potenziale, perché il Napoli veramente, penso che i prossimi 2 o 3 anni ha veramente un potenziale, una possibilità di, non dico di dominare in Italia, però le altre le vedo abbastanza dietro. Sì, però ha svoltato il Napoli proprio a livello internazionale, Sì. Marazzina, McTominay, De Bruyne, Lukaku, giusto per fare qualche nome, adesso Darwin Núñez, cioè, stanno andando su colpi. Io sono un fan di Raspadori, però poi a un certo punto capisco che se deve alzare l'asticella qualcuno deve uscire. Sì, chiaro, adesso il Napoli è una squadra veramente ambita e tutti come... Adesso se le dichiarazioni insomma, di Darwin sono giuste, sono veritiere, è una squadra dove tutti adesso ambiscono ad andare. È chiaro che Cavani è Cavani, insomma, vedendolo giocare, insomma, mi è venuta ancora la pelle d'oca perché me lo ricordo benissimo. Spero che possa fare non la metà di quello che ha fatto Cavani, perché hanno comunque anche ruoli diversi, però è un buon giocatore, è un ottimo acquisto. È un giocatore anche di carattere, di temperamento, insomma, ogni tanto esce al di fuori delle righe, però è quello che anche al Napoli serve. Tra poco il finale a Sport Italia. Ciao fratelli e sorelle del tifo azzurro, benvenuti o bentornati su Notizie Napoli Calcio Ufficiale, il vostro punto di riferimento per tutte le notizie sulla SSC Napoli. Oggi abbiamo 2 notizie caldissime da darvi, una riguarda il mercato e una la Coppa Italia 2026, ma partiamo subito con la bomba che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei tifosi azzurri in queste ore. Tifosi azzurri, la notizia del giorno arriva direttamente da un ex beniamino della nostra curva B, Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli e cognato del leggendario Marek Hamsik, ha rilasciato una dichiarazione clamorosa ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Gol. Queste le sue parole testuali: "Ho sentito Darwin Núñez, mi ha detto sì, vengo a Napoli, aspetto di chiudere". Una frase che non ha bisogno di troppe interpretazioni.
Núñez, attaccante del Liverpool e della nazionale uruguaiana, sembra aver scelto Napoli come sua prossima destinazione e Gargano, uno che con Darwin condivide la patria ma anche conoscenza e rispetto reciproco, è una fonte che ci fa drizzare le antenne. Ma attenzione, non è solo entusiasmo, il Napoli sta davvero lavorando intensamente dietro le quinte per portare questo colpo in attacco. Antonio Conte lo ha indicato come profilo perfetto per il suo sistema di gioco, potente, rapido, ottimo attaccante della profondità e in grado di giocare sia da solo che in coppia con Lukaku. Giovanni Manna, il nuovo direttore sportivo, è da settimane al lavoro con l'entourage dell'uruguaiano per trovare una quadra. Il Liverpool ovviamente non ha intenzione di svendere il suo gioiello. La richiesta parte da almeno 50 milioni di euro, ma la strategia del Napoli è chiara: giocare sulla volontà del calciatore che ormai ha dato il suo sì al trasferimento e ha messo in stand-by le offerte ricchissime dell'Arabia Saudita. Núñez vuole l'Europa, vuole la Champions e soprattutto vuole il calore del Maradona. E allora, tifosi, la domanda sorge spontanea: sta per arrivare il nuovo Cavani? Le somiglianze non mancano e l'entusiasmo tra i supporter partenopei è già alle stelle. Siamo di fronte a un profilo che può far impazzire la Serie A e riportare il Napoli ai vertici anche in Europa. Ora calma e sangue freddo, la trattativa non è chiusa ma l'affare è caldissimo e con la parola di Gargano oggi si è acceso il fuoco sacro del popolo azzurro. Lasciamo per un momento il calciomercato e torniamo a parlare di calcio giocato, perché nelle ultime ore è stato ufficializzato il tabellone della Coppa Italia 2026. Un altro obiettivo importante per il Napoli, targato Antonio Conte, che non si accontenta di difendere lo scudetto, ma vuole vincere tutto. Ecco le informazioni più importanti per noi tifosi azzurri. Il Napoli entrerà in scena direttamente agli ottavi di finale, essendo una delle 8 teste di serie. Il debutto è previsto per il 3 dicembre 2025, gara di andata. Il ritorno si giocherà il 17 dicembre. L'avversario sarà una tra Avellino, Audace Cerignola, Monza, Frosinone o Cagliari, tutte squadre coinvolte nei turni precedenti. Il tabellone ci posiziona nella parte destra, dove in caso di vittoria al primo turno il Napoli potrebbe incrociare la Fiorentina ai quarti di finale. Un incrocio tutt'altro che banale. I viola sono squadra tosta con ottimi ricambi e ogni anno fanno bene in Coppa. Le date chiave della competizione: 9 agosto, primo turno preliminare, Entella vs Ternana. 15 agosto, 32esimi, tra cui Milan-Bari. 24 settembre, 16esimi di finale. 3 e 17 dicembre, ottavi di finale, inizio per il Napoli. 4 marzo e 22 aprile, semifinali. 13 maggio, finale di Coppa Italia 2026. Dopo anni di cocenti delusioni in questa competizione, l'obiettivo è chiaro: tornare a vincere. Antonio Conte non lascia nulla al caso e vuole puntare al bersaglio grosso. La Coppa Italia è un trofeo che manca in casa Napoli dal 2020 e i tifosi sono pronti a invadere l'Olimpico a maggio, sperando di tornare ad alzare un altro trofeo. Ma occhio, non sarà un cammino semplice. Serve concentrazione, rosa lunga e tanta cattiveria sportiva. Ecco perché il mercato è fondamentale. Quindi ragazzi, segnatevi tutte le date, tenete il calendario pronto e soprattutto fate sentire il vostro sostegno ovunque, perché Conte e i suoi ragazzi hanno bisogno del nostro calore. Un attaccante di livello mondiale pronto a vestire l'azzurro, un nuovo cammino in Coppa Italia con l'ambizione di vincere. Cosa ne pensate di Darwin Núñez? Credete che possa diventare un nuovo idolo del Maradona? E sulla Coppa Italia, sarà finalmente l'anno buono per arrivare in finale? Scrivete tutto nei commenti. Fatemi sentire il vostro cuore azzurro. Lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdervi nessun aggiornamento, perché il Napoli vola e voi con lui. Forza Napoli sempre!